Sarà un'altra giornata intensa di trasferimenti di migranti a Lampedusa, dove oggi è atteso l'arrivo del leader della Lega Matteo Salvini. Ieri hanno lasciato l'isola con i traghetti di linea la nave Diciotti della Guardia Costiera, 871 ospiti dell'hotspot dove al momento ci sono 809 persone a fronte di una capienza di 350 posti, secondo quanto pianificato dalla prefettura di Agrigento. D'intesa con il Viminale, 150 migranti verranno imbarcati sul traghetto Sansovino che arriverà in serata a Porto Empedocle. A scortarli 2 squadre di carabinieri. Sempre in mattinata altri 50 migranti verranno invece trasferiti a Pozzallo con una motovedetta della Guardia di Finanza e altri 50 ad Agrigento con una motovedetta della Guardia Costiera. La nave Diciotti, salpata nel cuore della notte con circa 800 profughi, intanto è arrivata a Porto Empedocle. Sempre a Lampedusa è in corso una grossa autogru, la rimozione dei barchini utilizzati dai migranti per arrivare fino all'isola dal molo Favarolo. Le imbarcazioni vengono caricate su un camion che le trasferirà lontano dallo specchio d'acqua del porto. Si tratta di un'operazione di pulizia, anche in vista dei nuovi approdi. Le condizioni del mare sono buone e si attendono intanto nuovi arrivi di sbarchi. E a Caltanissetta la Commissione Consiliare dei Diritti Umani e dei Diritti dell'Immigrazione, istituita all'interno del Consiglio degli Ordini degli Avvocati, ha preso le rilevanti criticità che riguardano il centro di permanenza per i rimpatriati situato al Pian del Lago, alla periferia della città nissena, si sono aggravati negli ultimi mesi. Ha chiesto un sopralluogo immediato del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personali. Le questioni più rilevanti, si legge nella nota della Commissione, attengono alle materiali condizioni dei trattenuti, le difficoltà di accesso a un'idonea assistenza medico-sanitaria e l'assistenza legale. Molti stranieri, continua la nota a Pian del Lago, vengono rimpatriati senza aver avuto la possibilità di esercitare il diritto di difesa, di nominare il proprio avvocato di fiducia. I difensori riescono ad acquisire la documentazione riguardante i propri assistiti. È richiesta all'ufficio immigrazione con molta difficoltà e in forte ritardo, anche dopo il rimpatrio, causando ciò la compromissione dell'esercizio del diritto di difesa. I colloqui tra gli avvocati e gli assistiti risultano spesso inibiti per asserite ragioni organizzative da parte dell'ufficio competente. Risulta inoltre che già da diverse settimane l'ufficio immigrazione di Caltanissetta non abbia a disposizione mediatori. Ciò costituisce un fatto grave per l'impossibilità di assicurare in materia tempestiva e corretta il compimento di quelle attività essenziali previste per legge nei confronti dei trattenuti. La mancanza dei mediatori, conclude la nota, più in generale costituisce un grande ostacolo per gli utenti esterni al centro che si recano presso lo sportello dell'ufficio immigrazione a Caltanissetta per le pratiche spesso urgenti che di fatto rimangono inevase.